sono pensieri miei, dal mio punto di vista purtroppo non condivisi dalla maggioranza. Dalla maggioranza Cafarsetti no, ma dalla maggioranza dei residenti a Venezia probabilmente sì, perché la si può pensare come si vuole, ma l'affollamento di banchetti di vendita di souvenir che assediano alcune zone di Venezia sono un dato di fatto facilmente riscontrabile e fisicamente incontrovertibile. Con gli strumenti a disposizione dalla presidenza della commissione comunale che si occupa anche di commercio, Pellegrini ha cercato perlomeno di limitare una situazione oramai al limite del grottesco fino a paventare un forte aumento dell'imposta di occupazione, al momento dice irrisoria. Quanto può guadagnare un banchetto in una posizione strategica come quella attorno all'area di San Marco e quanto paga di tasse al momento? Guardi, di tasse pagheranno 700-800 euro all'anno e si dice che invece in affitto possono arrivare anche a 5.000 euro al mese. Sono tutte frasi dette così. Allora, quella della tariffa no, ma l'affitto che un Bangla o un gruppo di Bangla paga al proprietario del banchetto, quello ci sono troppe voci perché non sia vero. Ecco. In attesa che scadano le concessioni, che comunque possono sempre essere rinnovate, si era proceduto allo spostamento di alcune attività in zone meno impattanti della città. Ancora poco. All'orizzonte comunque nessun aumento di imposte e se ci fosse, non nelle dimensioni paventate, servirebbe a ben poco. Un aumento che passi da pochissimo a pochissimo più non disincentiva niente. E poi questa è la mia opinione, ripeto ancora, perché la cosa sia sensibile e possa indurre qualcuno a rinunciare a questo tipo di attività dovrebbe essere secondo me consistente.